All'interno dei festeggiamenti per i 130 anni della nascita di Toti Dal Monte, sabato 1 aprile si è svolto il convegno Toti Dal Monte, ritratto di una signora, con la partecipazione di importanti personalità del mondo della cultura, della lirica e del teatro. Credo che Pieve di Soligo abbia fatto una gran bella cosa nel pensare di ricordare degnamente Toti Dal Monte nei 130 anni dalla nascita. Questo pomeriggio racconteremo un po' le varie Toti Dal Monte, perché ci sarà la cantante che ha segnato un'epoca, soprattutto tra le due guerre, il soprano di Toscanini, quindi abbiamo il Teatro La Scala, un intervento di Andrea Vitalini, che è il direttore dell'archivio storico e appunto musicale della Scala. Poi parleremo di Toti Dal Monte e della Fenice, di Venezia, di come Venezia ha influito appunto e condizionato la sua carriera, con Fortunato Ortombina, sovrintendente del Teatro La Fenice, che sarà qui insieme ad Andrea Erri, che è il direttore generale. Ma parleremo anche della giovane Toti e quindi dei suoi primi vagiti musicali in conservatorio come pianista, lo ricordiamo, con Silvia Urbani della biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, e poi parleremo dell'eredità della Toti attraverso il concorso internazionale per cantanti Toti Dal Monte, che a Treviso dal 1969 laurea nuovi cantanti. Lo faremo con Roberto Scandiuzzi, basso di Chiara Fame, componente della giuria degli ultimi Toti Dal Monte, e con Stefano Canazza, che è il direttore artistico del teatro e il direttore artistico del concorso. Ci sarà poi la Toti privata, e quindi Luisa Cigagna, assessore che ha fortemente voluto e creato questi eventi in onore della Toti, ci racconterà la Toti, diciamo, enfant du pays, quindi come era percepita e amata dalla gente di Pieve di Soligo, e anche un po' la Toti gourmand, cioè che nella seconda parte della vita fu anche un po' talent scout per giovani chef. E poi chiuderemo, oltre ad un saluto di Roberto Robazza, che è accademico della cucina italiana, con la Toti più intima, la Toti mamma, la Toti nonna, nei ricordi di Massimo Rinaldi, il nipote della grande cantante. Il convegno Ritratto di Signora vuole proprio raccontare tutti gli aspetti della personalità di Toti Dal Monte. Sono parecchi anni che appunto sono stati fatti studi, pubblicazioni su Toti Dal Monte, e in questo convegno avremo modo di conoscere ulteriori appunto momenti della vita di Toti Dal Monte, grazie al contributo del Teatro La Scala di Milano, della Fenice di Venezia, del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, del Teatro Stabile di Treviso e dell'Accademia della Cucina Italiana. Quindi una Toti veramente a tutto tondo, per fare un gioco di parole, e scoprire una donna veramente di una straordinaria attualità e passione per la vita. Noi parliamo soprattutto della lirica, perché alla Scala l'abbiamo vista così, ma l'abbiamo vista anche dopo partecipare molto alla vita del teatro, anche successivamente al ritiro dalle scene. Un personaggio assolutamente bello, genuino, partecipe, e soprattutto, facendo un passo indietro invece a quando ha cantato alla Scala, protagonista dei primissimi anni della Scala come ente autonomo, quando l'operazione di Toscanini ha trasformato il teatro, che era ancora gestito da società private, ed è diventato ente autonomo, quindi un teatro di carattere pubblico. In quegli anni Toscanini ha scelto proprio Toti Dal Monte per essere una delle sue interpreti predilette, soprattutto come Gilda e come Lucia alla Scala, dove ha fatto tantissimo, le ha fatte tantissime volte ed è stata una protagonista assoluta. Durante il convegno, oltre all'intervento di altri importanti personaggi del mondo della cultura, sono stati presentati anche alcuni inediti della vita artistica e privata di Toti Dal Monte. Ringrazio di essere stato invitato, ringrazio di averci coinvolto, perché sono occasioni veramente piacevoli per approfondire degli aspetti. Conosciamo tantissimo, tutto forse da Toti Dal Monte, ma ogni volta è occasione anche di scoprire cose nuove, come abbiamo fatto anche questa volta, mettendo insieme le sue recite di Lucia. Abbiamo scoperto che la Lucia che in assoluto ha fatto più recite alla Scala, e ha fatto proprio un primato, diciamo 40 recite consecutive, tutte sue, senza che la facesse nessun altro. Toti Dal Monte ha cominciato sicuramente in casa la sua formazione musicale, l'attenzione del padre alla vocalità, al canto, sicuramente l'ha coltivata fin da quando è nata, e poi però ha mosso i suoi primi passi nella formazione istituzionale al Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, dove è entrata nella classe di pianoforte, inizialmente di Francesco Giarda e poi del maestro Gino Tagliapietra. Ha frequentato pochi anni il conservatorio, perché poi un problema a un braccio l'ha costretta a interrompere lo studio del pianoforte, però in questi primi anni vediamo proprio tutta la sua formazione seguita e guidata
attentamente, con molto scrupolo dal padre, che firmava tutte le domande di prosecuzione degli studi, la presentazione dei certificati medici, la richiesta di frequentare il corso di armonia, il corso anche di bel canto, perché abbiamo trovato anche che lei in quegli anni chiedeva già di poter essere ammessa alla classe di canto, e probabilmente perché non era possibile l'iscrizione a 2 corsi principali non è stata ammessa. E quindi la caccia, diciamo, ai documenti nell'archivio storico della biblioteca ha restituito in qualche modo il primo percorso di le pagelle, i giudizi dei professori, una media di voti sempre brillante, una condotta e un'attitudine musicale sempre molto, molto, molto buone. Addirittura abbiamo trovato dei compitini di armonia, le prove finali degli esami, dei corsi che lei ha seguito, e quindi tutto quel background, diciamo, che poi le è servito per studiare con Barbara Marchisio e diventare la cantante straordinaria che è diventata. La Toti Dal Monte, solo nominarla in giro per il mondo, grazie a Dio sono riuscito a cantare dappertutto, e dovunque si nominasse la città di Treviso veniva immediato il riferimento a Toti Dal Monte come una delle pagine storiche del nostro ambiente, del nostro mondo dell'opera, con uno stile di quel momento, con una sua vocalità elegiaca, una cosa molto tipica della Toti Dal Monte, ed è per quello che è diventata l'artista che è diventata e che si continua a nominare. Toti Dal Monte è Toti Dal Monte, è un momento, veramente una pagina di repertorio e di storia di tutto il nostro ambiente operistico. Si vagheggia che fosse anche un'ottima cuoca, però questo non glielo so confermare perché, ahimè, o per fortuna, allora non c'ero. Però si vagheggia anche che avesse redatto un ricettario con le sue ricette predilette, veramente straordinario. Però anche questo rimane... Il grande merito di Toti Dal Monte è prima di tutto una personalità complessa. Non si spazia, come ha spaziato lei, cinema, teatro, lirica e cucina, perché dico appunto che cucinasse molto bene, se non c'è una struttura intellettuale e culturale veramente non indifferente. Il grande merito oltretutto, quindi questo tassello nel suo ambito culturale, è che lei è stata la prima donna ad entrare nella delegazione di Treviso dell'Accademia Italiana della Cucina, che allora era estremamente maschilista, dovette vincere le resistenze di chi deteneva allora il potere della delegazione, ed erano personaggi importanti. Per esempio Mazzotti è un personaggio straordinario per quello che ha dato alla cultura veneta, però in ambito dell'Accademia non gradiva di molto lei. E lei aprì la strada ad altri personaggi importanti come Vittoria Magno, Anna Bellemo, quindi insomma questa sua struttura, questa sua importanza, questa sua determinazione in tutto poi quello che ha fatto si trasfuse anche nella cucina e aprì un mondo a tante altre donne che ora ci sono piacevolissimamente e proficuamente nell'Accademia, insomma. Sì, ci unisce Toti Dal Monte, perché Toti Dal Monte è nata a Mogliano Veneto 130 anni fa e poi ha vissuto gran parte della sua vita qui a Pieve di Soligo. Questo ha creato un sodalizio tra le 2 amministrazioni e molte manifestazioni proprio dedicate a questa figura, per far crescere, far conoscere questa figura, sono fatte assieme tra le 2 amministrazioni, e siamo ben felici oggi di essere qui a questo convegno molto importante. Toti Dal Monte alla Fenice ha avuto una presenza per 25 anni, dal 1920 ha cantato abbastanza regolarmente fino al 1945 e sempre in momenti molto, molto importanti della città e della Fenice. Essere qui oggi a casa sua, per me che vengo dalla Fenice e che rappresento la Fenice, è un grande onore, perché questa è una terra molto importante, non solo perché a me piace pensare che sì, Toti Dal Monte ha studiato con Toscanini a Milano, ma è proprio l'espressione di questa terra. E va anche detto che insomma in questa terra a Treviso Toscanini debuttò nel Veneto. Il primo posto dove Toscanini abbia diretto nel Veneto è stato il Comunale di Treviso, così come si è sposato a Conegliano Veneto. Quindi insomma tra la Toti Dal Monte e Toscanini c'è una relazione che passa molto anche per questa terra.